canale YouTube della LND Veneto, siamo sempre a Bertinoro, questa volta con l'Under 19 maschile e accompagnati dal mister Carlos Bruno Giorgio, un volto conosciuto dato il trionfo dello scorso anno in Calabria con la rappresentativa veneta femminile. Buongiorno mister. Buongiorno. Cosa ti porti dall'esperienza dello scorso anno e cosa vuoi trasferire ai ragazzi grazie al trionfo dell'anno scorso? Beh, innanzitutto un bellissimo ricordo, un'esperienza che non si dimentica mai per chi l'ha vissuta anche come te. E niente, voglio trasmettere questo, l'importanza che è riuscire a vincere un torneo, lottare, quindi noi veniamo qua con la presunzione, passami il termine, di voler lottare per vincere. Mi piace lottare per vincere e provare e lavorare per farlo, e quindi lo spirito che porto è questo, l'esperienza dell'anno scorso, cercare di trasmettere ai ragazzi anche quest'anno. Primo debutto contro la Liguria, qui a Bertinoro ci sarà la prima partita dell'Under 19, come vedi la partita e come l'hai preparata? Beh, l'abbiamo preparata 3 mesi che prepariamo tutto il torneo, quindi il campo è un po' un campo piccolo, quindi asserrerà un pochettino le differenze tecniche. La nostra è una squadra tecnica con tanti ragazzi che piace trattare bene la palla, è stata una scelta anche voluta, però diciamo che il campo piccolo, cioè non dico che penalizza, non voglio mettere le mani davanti, però dobbiamo essere intelligenti a gestire questa situazione. Mister, che tipo di valori vuoi trasmettere ai tuoi ragazzi, dato che in rappresentativa Veneto c'è un forte senso di appartenenza alla maglia e a questi colori soprattutto? Sì, il senso di appartenenza è fortissimo, il gruppo, anche se lavoriamo da poco tempo, sono 3 mesi, alcuni sono inseriti all'ultimo, è compattissimo, hanno capito subito cosa vuol dire indossare la maglia del Veneto, cosa vuol dire indossare una maglia comunque vincente nella storia, e sono molto contento e molto fiero dei ragazzi. Che tipo di messaggio vuoi mandare a casa a tutte le persone che ci stanno seguendo e che ci stanno sostenendo? Che lo sport, cioè io ho fatto una vita a sport, lo sport è importantissimo, ci dà dignità, ci dà senso del gruppo, e questi sono valori che oggi sono importantissimi. Ti ho visto in prima linea anche durante la partita delle ragazze, cosa ti senti di dire alle ragazze quest'anno? Sono ragazze molto giovani e quindi hanno due campionati vinti alle spalle con il Veneto, quindi non è facile, però questo deve essere un motivo in più, stimolante ed orgoglio di vestire una maglia che comunque ha segnato un po' la storia del futsal femminile. Grazie mille, in bocca al lupo mister. Grazie mille per averci seguito, la diretta partirà alle ore 17:30 dal canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, ci vediamo tra pochissimo per tutti gli aggiornamenti. Grazie.